Continuano a ritmo serrato i lavori di pulizia, messa in sicurezza e ripristino della roggia di Trussio in comune di Dolegna del Coglio. Da almeno 30 anni, lasciata al suo abbandono, la stessa veniva utilizzata dalla pala del mulino per produrre energia al suo funzionamento. Poi, visti i costi di gestione e la più conveniente energia elettrica, la roggia ha perso la sua funzionalità, finendo invasa dai rovi ed erbe infestanti che ne hanno coperto la sua visibilità. Ma le ultime alluvioni e piene del fiume Iudrio, con conseguenti allagamenti della sede stradale oltre l'Argine in provincia di Gorizia e in provincia di Udine, la stessa è tornata alla luce per la sua valenza di canale scolmatore in regime di piena del corso d'acqua. Regione Friuli Venezia Giulia, Protezione Civile, UTI Alto Isonzo e comuni di Dolegna del Coglio e Corno di Rosazzo, dopo una riunione tecnica, hanno sposato l'unica tesi fattibile al progetto di regimentare le ondate di piena dell'Iudrio, rimettendo in funzione la roggia. Un percorso di quasi 2 chilometri dalla Chiavica a nord, al confine tra Rutars e Vencò, dove l'Iudrio riceve le acque del suo affluente Reca. La stessa corre quasi parallela al fiume e alla sede stradale, per poi, dopo aver servito il mulino di Trussio, rigettarsi nell'Iudrio in prossimità della curva sotto il monte tra Sant'Andrat e San Rocco di Brazzano. Una volta terminati i lavori di manutenzione con le relative opere idrauliche, entro la fine dell'estate tutti potranno tornare ad ammirare la sua bellezza, ma soprattutto la sua nuova vita.